Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Gela, proseguono senza sosta le ricerche del 59enne scomparso in mare mercoledì dopo essere uscito in canoa dalla spiaggia di Macchitella. Complesse le operazioni, disposta l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Imbottiti di medicinali per provocare loro stati di sonnolenza. Vittime i migranti trattenuti nel centro di permanenza rimpatrio di Milo a Trapani. Un infermiere in servizio nella struttura avrebbe somministrato una quantità eccessiva del farmaco Lyrica. Pronto è la banca, ma invece è una truffa. Ha raggirato un cittadino di Nicosia nell'Ennese a cui sono stati rubati 17.000 euro. Arriva il caldo che è destinato ad aumentare nelle prossime ore con picchi di oltre 40 gradi, interessate soprattutto le zone interne della Sicilia. Bere tanta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde, le raccomandazioni dei medici. Con una storia ispirata all'universo Marvel, studenti del liceo Boggiolera di Catania conquistano il titolo mondiale di robotica in Corea del Sud, dove l'intelligenza artificiale è di casa. Carlo Verdone, 4 serate ad Acireale, ironia sotto le stelle, la Sicilia è una terra meravigliosa e di grandi artisti, ha detto l'attore e regista romano. Calcio, il Catania riparte con 3 giorni di test, sul fronte mercato si punta a una squadra più giovane e più dinamica, il rumeno Miai è il primo acquisto del club rossazzurro. Serie B, il Palermo da oggi in ritiro in Val Gardena, in Alto Adige, domani i primi allenamenti sul mercato Osti, lavora per Rao, esterno di proprietà del Napoli. E apriamo con una notizia che riguarda Catania. Si continua a sparare in città. 7 bossoli sono stati rinvenuti dalla polizia in via Ammiraglio Toscano nel quartiere di Cibali. Il portone dello stabile nei pressi del ritrovamento era danneggiato da fori compatibili con il calibro dei bossoli. I colpi di arma da fuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati esplosi poco prima della mezzanotte. Sul posto, come vedete dalle immagini, è intervenuta la polizia e la scientifica per i rilievi del caso. Si tratta dell'ennesimo fatto di una sequenza quasi incessante che va a toccare zone diverse della città. E cambiamo argomento. A Gela proseguono senza soste le ricerche di Anselmo Perna, il 59enne scomparso in mare mercoledì dopo essere uscito in canoa dalla spiaggia di Macchitella. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, ma ci dice tutto GR Italia. Da oltre 48 ore il mare davanti alla costa gelese è al centro di una complessa operazione di ricerca di Anselmo Perna, 59 anni, pensionato residente nel quartiere Macchitella. Non si hanno più notizie da mercoledì, quando si è allontanato dalla spiaggia a bordo di una piccola canoa senza fare più ritorno. Le ricerche sono proseguite anche nella giornata di ieri con un ulteriore rafforzamento dei mezzi impiegati. In volo un drone dei vigili del fuoco e alle prime luci dell'alba anche un elicottero del 9° gruppo elicotteri dei carabinieri decollato dalla base di Bocca di Falco a Palermo per sorvolare il tratto di mare interessato. Intanto la prefettura di Caltanissetta ha disposto l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, un dispositivo che coordina l'azione di tutte le forze impegnate sul campo. Guardia costiera, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e associazioni di volontariato continuano a battere senza sosta il litorale, via mare e dall'alto, nella speranza di individuare qualsiasi traccia utile. L'amministrazione comunale intanto ha rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino con le autorità, diffondendo la notizia e segnalando tempestivamente al 112 eventuali informazioni utili, evitando iniziative autonome che potrebbero ostacolare le operazioni di ricerca. Perna, dopo aver lavorato per diversi anni fuori città, era tornato a vivere a Gela. Mentre le ore trascorrono, cresce l'apprensione della famiglia e dell'intera comunità, che continua a seguire con il fiato sospeso un'imponente macchina dei soccorsi ancora impegnata a cercarlo. Imbottiti di medicinali per provocare loro stati di sonnolenza. Vittime i migranti trattenuti nel centro di permanenza al rimpatrio di Milo a Trapani. Un giovane tunisino ha riferito agli inquirenti che la sera della rivolta, lo scorso 8 settembre, a lui come ad altri era stata somministrata una quantità eccessiva del farmaco Lyrica da un infermiere in servizio nella struttura. Laura Spanò.
Le indagini sulla rivolta dell'8 settembre dello scorso anno all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Milo a Trapani hanno consegnato una verità drammatica e sulla quale è massima l'attenzione di procura e investigatori. Nel corso di quella rivolta vennero distrutte dai migranti diversi impianti del CPR e le forze dell'ordine sequestrarono anche una spranga di ferro. Un giovane migrante tunisino indagato in concorso con altri del reato di danneggiamento, sentito a verbale dagli investigatori della squadra mobile, ha riferito che a lui come ad altri quella sera era stato somministrato da un infermiere in servizio nella struttura un farmaco. Quella sera, ha detto, avevo assunto 4 pillole di Lirica 300 mg, nessun medico però me le aveva prescritte. L'effetto desiderato era quello di mettere a dormire il migrante e stessa cosa fu fatta da altri ospiti della struttura. Il sovradosaggio invece provocò gravi alterazioni e probabilmente la stessa rivolta. Il migrante ha raccontato agli investigatori di essersi ritrovato in uno stato confusionale, di avere ricevuto una spranga di ferro da un suo compagno di stanza che lo incitava a partecipare a distruggere quello che c'era attorno a loro. Io ero confuso e alterato dal medicinale che avevo preso e per i successivi 3 giorni sono rimasto a lungo in stato confusionale e a dormire. Quella che emerge dall'indagine dunque è l'altra faccia di come viene gestito il trattenimento dei migranti di Trapani, imbottiti di medicinali per provocare sonnolenza, che inducono torpore ma che possono causare eccitazioni nervose e gravi momenti di alterazione. La Lirica viene prescritta dai medici per curare neuropatia e epilessia, già con le dosi normali induce a stati di sonnolenza, ma un sovradosaggio è causa di stati di grave alterazione psicofisica. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale Fabio Palumbo, 52 anni, cognato di Giacomo Margarini di 48 anni, deceduto ieri dopo una violenta lite in strada a Sferracavallo a Palermo. Secondo gli inquirenti, Palumbo, rientrando a casa, avrebbe notato una finestra aperta, ipotizzando un tentativo di furto da parte del cognato. Da lì è scaturita un'accesa discussione che ha spinto Margarini a fuggire in strada. L'inseguimento si è concluso un centinaio di metri più avanti. Nel corso della colluttazione Margarini è rimasto schiacciato dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocato. Una telefonata all'apparenza come tante, un falso allarme sul conto corrente e la richiesta di mettere al sicuro i propri risparmi. È così che un cittadino di Nicosia è caduto nella trappola di una sofisticata truffa telefonica. A ricostruire la vicenda la Guardia di Finanza di Enna, Salvo Calaciura. Si spacciavano per operatori bancari e convincevano le vittime a trasferire il denaro su conti ritenuti sicuri. In realtà invece era una truffa. La vittima, un cittadino di Nicosia nell'Ennese, che riceve una telefonata da un sedicente operatore della propria banca. L'uomo viene informato di un presunto tentativo di frode sul suo conto corrente. Il tono è rassicurante ma allo stesso tempo allarmante. Per mettere al sicuro i risparmi, il falso operatore lo convince a effettuare con urgenza alcuni bonifici verso conti indicati come sicuri. La vittima segue le istruzioni e trasferisce complessivamente oltre 17.000 euro. Solo successivamente si rende conto di essere stata raggirata e presenta denuncia alla tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna hanno consentito di identificare 2 persone residenti in Campania indagate per truffa aggravata mediante strumenti informatici. Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato. Nel corso dell'attività investigativa i finanzieri sono riusciti a recuperare circa 4.000 euro che potranno essere restituiti alla vittima. A Catania arrestato ladro seriale di B&B del centro storico. Manometteva il tastierino per l'accesso nelle strutture e rubava valigie e effetti personali dei turisti. Giusy Lazzara. Si era specializzato nella manomissione delle tastiere per l'accesso ai B&B del centro storico di Catania. Lo vedete che addirittura stacca il dispositivo e poi entra per rubare valigie e quanto i turisti avevano lasciato dentro le camere. La polizia ha individuato da queste immagini il rapinatore seriale che nei mesi scorsi aveva messo a segno diversi colpi. L'uomo è stato arrestato anche per un altro furto, questa volta con un complice dentro un supermercato di Viale Regina Margherita. Avevano rubato pelati,
gelati, carne e perfino dolci. Notati dal personale di vigilanza che aveva chiesto l'intervento della polizia, i ladri, invece di fermarsi e restituire i prodotti, hanno investito il vigilantes con un carrello e poi sono fuggiti. Il complice è riuscito a scappare mentre il rapinatore è stato bloccato e trasferito in carcere. Per l'operaio di Campobello di Mazara, Andrea Bonafede, la Corte di Cassazione ha confermato la pena a 6 anni di reclusione. Secondo la Procura, Bonafede, omonimo e cugino del geometra che prestò una delle identità usate da Matteo Messina Denaro, non era un semplice favoreggiatore ma un vero e proprio uomo di fiducia del boss e perciò appartenente a Cosa Nostra. La Cassazione ha anche rigettato il ricorso delle parti civili, tra cui il comune di Campobello di Mazara. Sono passati 3 mesi dalla tragedia di via Marturano a Palermo in cui persero la vita 2 operai. Oggi parlano i familiari delle vittime sul lavoro per chiedere interventi concreti. Non basta più indignarsi. Sit-in dei sindacati. Marco Gullà. A pochi giorni dall'ennesimo grave incidente sul lavoro avvenuto a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, torna alta l'attenzione sul tema della sicurezza. A 3 mesi dalla tragedia in cui persero la vita 2 operai, i sindacati si sono riuniti oggi in via Marturano per chiedere interventi concreti. Non basta più indignarsi, non basta più stupirsi. Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sembra stia diventando la normalità nei luoghi di lavoro, denunciano i rappresentanti sindacali insieme ai familiari delle vittime. Vogliamo con forza avviare un percorso che veda un rafforzamento dei controlli nella nostra città e nei nostri cantieri, perché lo abbiamo già visto in queste settimane come nelle alte temperature, nonostante sia stata emanata una ordinanza specifica, si continua a lavorare senza rispettare queste norme. In via Marturano oggi presente anche la sorella di Daniluk Miai, l'operaio rumeno morto assieme al collega Nayai Jaledin, e la moglie poi di Giovanni Gnoffo, altro lavoratore che ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere. Dobbiamo sapere chi è colpevole, perché è successo. Certo, aspettiamo tutte le risposte possibili. Quello che è successo si poteva evitare, è assodato, non c'è bisogno che me lo dicano loro. Però io voglio sapere, mio marito si poteva salvare, mio marito ha sofferto, mio marito ha capito quello che stava succedendo. Cioè noi non sappiamo nulla, noi sappiamo solo quello che abbiamo manco visto, quello che ci hanno detto. Quindi, è possibile che a ottobre sono 3 anni e noi non sappiamo, cioè io ho 3 figli che ancora attendono delle risposte, i miei suoceri sono adulti, sono persone di una certa età, se ne devono andare senza avere queste risposte, non è giusto. A Catania l'avvertenza nel sito della farmaceutica Pfizer. Dopo l'annuncio di 330 esuberi, i dipendenti si mobilitano con un sit-in e lo sciopero, ma resta la rabbia. Anni di sacrifici e adesso l'azienda ci dà il ben servito. Giusy Lazzara. La nube nera dei licenziamenti aleggia sul sito del colosso della farmaceutica Pfizer di Catania, esuberi per 330 dipendenti, ai quali si aggiungono altri 40 dell'indotto con Amstrad. 2 linee di produzione cancellate, che vuol dire l'out per professionalità acquisite nel tempo. Maestranze che ogni giorno siamo presenti a portare avanti ricchezza per questa azienda che oggi ci sta dando il ben servito. Molti di questi lavoratori, come me per esempio, abbiamo 20 anni di anzianità ed oltre. Abbiamo messo le basi, una famiglia grazie a questa azienda, e adesso ci vediamo catapultati in una procedura che ha del surreale. E i dipendenti si mobilitano il 17 con un sit-in davanti all'azienda, il 22 sciopero e presidio a Roma durante l'incontro dei sindacati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Pfizer se ne sta andando perché evidentemente ha deciso da tempo di lasciarci, perché non ha mai investito seriamente. Ha fatto solo dei piccoli investimenti per renderci al minimo adeguati a quelle che sono le richieste delle normative attuali, niente di più. Sempre a Catania annunciati 28 esuberi alla Multiservizi, la partecipata del comune che si occupa di manutenzione verde. Questa volta si tratta di un programma di accompagnamento volontario all'esodo per chi è vicino alla pensione e non ha la qualifica professionale idonea per svolgere la mansione richiesta dal contratto. Estate, per i meteorologi si prevedono temperature oltre i 40 gradi già dalle prossime ore, soprattutto nelle zone interne della Sicilia. Bere tanta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde, le raccomandazioni dei medici. Francesco Aloi. L'anticiclone non dà tregua alla Sicilia, dove la colonnina di mercurio è destinata a registrare temperature sempre più alte. A partire da metà della
prossima settimana, sono attese temperature fino a 42-43 gradi e tutto questo a causa di un'alta pressione di matrice africana che tenderà progressivamente a consolidarsi. I medici consigliano di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, ma anche usare dell'abbigliamento di colore chiaro se si è costretto a uscire coprendosi il capo, non usare condizionatori a manetta come si dice, ma bisogna seguire una banale regola: temperatura esterna diviso 2 più 10 gradi, quindi se abbiamo 30 gradi fuori diviso 2 15 più 10 25. Quindi condizionatori sì, ma con moderazione. E poi, se potete, andate al mare. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare degli studenti del Bogiolera di Catania, campioni di robotica in Corea, e per parlare di Carlo Verdone ad Acireale per 4 giorni. Quattro studenti del liceo Bogiolera di Catania conquistano il titolo mondiale di robotica in Corea del Sud con una storia ispirata all'universo Marvel. Per i ragazzi e per i docenti la soddisfazione di vincere proprio nel paese dove l'intelligenza artificiale è di casa. Eva Spampinato. Good morning everyone, we are Team Revenant from Italy. Loro sono Emma, Andrea, Simone e Giovanni. Insieme formano i Revenant e da qui, dalle aule del liceo scientifico Bogiolera di Catania, hanno conquistato il tetto del mondo. Per ottenere il titolo mondiale di robotica sono volati sino in Corea del Sud, dove si sono confrontati con 3.000 studenti provenienti da tutto il mondo, vincendo la RoboCup Junior nella categoria On Stage Advanced. Per quanto io ci potessi sperare, non me l'aspettavo nemmeno io. Quindi, perché lei eravate nella patria dell'intelligenza artificiale. Qui in Asia è pieno di paesi super ricchi di intelligenza artificiale, robotica già domotizzata nelle abitazioni, anche nella vita quotidiana delle persone. Sul palco hanno portato una storia ispirata all'universo Marvel. I giovani attori studenti e i robot, progettati e programmati interamente da loro, hanno dialogato e recitato insieme in inglese. C'erano vari robot con cui noi dovevamo interagire senza toccarli, quindi avevamo un riconoscimento gestuale per esempio prendere le gemme dal guanto di Thanos per rimetterle, e poi la parte più importante era il nostro sistema di intelligenza artificiale completamente offline, che ci permetteva di comunicare con tutti i robot attraverso dei comandi vocali. Un successo che premia talento, creatività e una scuola che investe nella formazione tecnologica. Noi abbiamo iniziato a lavorare al progetto di quest'anno a settembre con un impegno veramente su base quotidiana. Noi trascorriamo tutti i nostri pomeriggi qui nel laboratorio a scuola. Noi siamo invece un liceo scientifico, non abbiamo un laboratorio di elettronica, non abbiamo tecnici che possono aiutarci in questo senso, quindi noi dobbiamo giocare tutto sulla nostra inventiva. Complimenti a questi ragazzi e a questo liceo. E cambiamo argomento: 4 serate con Carlo Verdone ad Acireale. Ironia sotto le stelle, l'attore e regista romano a Sicilia 24. La vostra è una terra meravigliosa e di grandi artisti. Tonino De Mana. 4 serate con Carlo, iconico ed ironico Verdone ha conquistato Acireale, che ha fortemente voluto una rassegna con uno dei volti più autorevoli del cinema italiano. Bagno di folla a Villa Belvedere per la proiezione del film Gallo Cedrone, fortunata pellicola del 1998, poco prima immancabile sguardo verso lo Ionio e simpatico siparietto con la stampa. La sua permanenza in Sicilia quanti farmaci ha portato, visto che è riconosciuto la sua fama di ipocondriaco? No, ma non sono ipocondriaco. Ecco, vedi, questa è una cosa, bisogna levarsela di torno. Io sono il medico dei miei amici, sono quello che dice poi però vai dal medico, io gli faccio una diagnosi, però la mia ipotesi, perché non sono laureato in medicina, anche se ho la laurea honoris causa. È sempre forte il legame tra Verdone e la Sicilia. La Sicilia dell'est, dell'ovest, del nord e del sud è meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di vederla quasi tutta, e devo dire che è una bella terra, soprattutto è una terra che ha fatto crescere grandi autori, grandi pittori, grandi scrittori. Gallo Cedrone, Io, Loro e Lara, Grande, Grosso e Verdone, Al lupo, i film in rassegna. Un saluto suo in siciliano? Non lo so fare. Baciamo la mano.
Giustizia riparativa, cosa significa riparare le conseguenze di un delitto e cosa si propone di ottenere questo percorso parallelo in un delitto così grave come quello di cui è accusata Martina Patti, la giovane donna che 4 anni fa uccise la figlia Elena a Mascalucia. Ne parleremo nel focus di oggi, in onda dopo il TG, ospiti di Lorena Dolci, l'avvocato Tommaso Tamburino e lo psicoterapeuta Antonello Arculeo. Messaggi alla linea WhatsApp 342 745 5005. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, il primo acquisto del Catania è il romeno Miai, il DS Varrà punta sulla linea verde ma garantisce una squadra competitiva e oggi pomeriggio alle 5:30 la presentazione del tecnico longo Tonino De Mana. Preannunciato dal DS Varrà, il primo acquisto del Catania è Luca Alessandro Miai, classe 2003, romeno con esperienze in Italia con Chievo Verona, Bologna, Spal, Trento e Albino Leffe, ma anche con l'Under 21 del suo paese. È un progetto rinnovato con meno squilli di tromba e più concretezza. Il Catania riparte con 3 giorni di test prima di assaggiare il campo e di tuffarsi nella calura del Massimino per la prima fase del ritiro precampionato. In 32 si stanno sottoponendo alle consuete visite mediche, ma è chiaro che saranno in molti a lasciare e in tanti ad essere rimpiazzati. Lo ha detto chiaro e tondo il DS Varrà in conferenza stampa, che ha comunque garantito sulla competitività dei rossoazzurri. Bisogna intervenire tantissimo, soprattutto nelle uscite prima delle entrate. Non sarà facile perché comunque è un mercato che va a rilento. Non sarà una rivoluzione, ma di sicuro sarà un Catania più giovane e quindi più dinamico. Quando si parla di ringiovamento della rosa sembra che ci sia quella paura a dire facciamo una squadra di ragazzini, però noi abbiamo una squadra allo stato attuale con un'età media di 29,4. Per fare una squadra competitiva o comunque per cercare quella brillantezza che ho appena detto abbiamo bisogno di giocatori freschi, di giocatori giovani. E oggi alle 17:30 toccherà al nuovo allenatore Emilio Longo presentarsi alla stampa e alla tifoseria. In Serie B il Palermo da oggi in ritiro in Val Gardena, in Alto Adige domani i primi allenamenti sul mercato Osti, lavora Perrao, esterno di proprietà del Napoli. Marco Gullà. Raduno in Val Gardena e da domani primi allenamenti in ritiro. Il Palermo scalda i muscoli in vista della prossima stagione. I primi giorni in Alto Adige saranno dedicati a test atletici e lavoro tattico prima delle 5 amichevoli estive che serviranno a verificare la crescita della squadra. Sono 28 i calciatori convocati dal tecnico Pippo Inzaghi, tra cui 7 giovani della primavera. Tra gli assenti figurano diversi giocatori destinati a lasciare il club perché fuori dal progetto tecnico. Da Blen a Corona, poi di Bartolo e Brunori. Il Palermo, dopo il ritiro in Trentino, volerà in Australia per la tournée di agosto e le amichevoli di lusso contro Melbourne City e Juventus. Con l'inizio del ritiro estivo in Trentino Alto Adige, il Palermo continua comunque a lavorare per completare la rosa da mettere a disposizione di Inzaghi. Tra le priorità della dirigenza c'è il rafforzamento delle corsie offensive, fondamentali per il 4-2-3-1 che il tecnico sembra intenzionato ad adottare nella prossima stagione. In quest'ottica cresce l'ottimismo per Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. I contatti tra i due club hanno prodotto segnali positivi e i rosanero appaiono in vantaggio rispetto ad Arezzo e Benevento nella corsa al giovane talento. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.